Al via stamani il mercato ad Agrigento, in via Piazzale Ugo La Malfa, dopo 2 mesi di interruzione per via del Covid-19. All'ingresso il primo sbarramento da parte dei volontari della protezione civile, quindi a seguire i vigili urbani che muniti di mascherina misuravano la temperatura a chi entrava all'interno dell'area commerciale. C'erano anche gli operatori che distribuivano le mascherine a chi magari le aveva dimenticati. I mercatisti hanno anche loro collaborato alle norme di igiene e sicurezza, rispettando le distanze tra un banco e l'altro con il gel a portata di mano. Diversi pareri dei commercianti relativamente alla prima giornata, tra alti e bassi, scontenti e non. Soddisfatta la gente che ha potuto così tornare alla normalità e poter effettuare i loro acquisti in tranquillità. Mi fa piacere il fatto che comunque ci sia questo controllo all'ingresso, comunque alcuni comunque hanno il dispositivo per poter igienizzare le mani, anche se naturalmente noi portiamo da casa l'occorrente. E poi non c'è tanta gente, quindi si è riuscito anche a comprare con più ordine. Niente, sono contenta, ho fatto le mie spese e sto tornando a casa. Ecco, le mancava il mercato, signora? Devo dire che oggi è stato il mio primo pensiero, ma non perché mi manchi in modo particolare, ma perché devo dire che è un modo per poter acquistare roba di qualità anche a prezzi modici. E poi si ritorna a vivere, insomma. Eh sì, piano piano dobbiamo, non possiamo stare a casa, con tutto che comunque siamo stati bene, abbiamo ritrovato la famiglia, però è giusto tornare a vivere e riappropriarci della nostra vita, no? Però mancava, signora? Un po' sì, anche perché uno si fa una passeggiata all'aria aperta, è da 3 mesi ormai, quindi... Ok, grazie. Avete, per la sanificazione, per la sicurezza, avete trovato sì, abbiamo trovato. Dico... Sì, tutto a posto. Okay. Purtroppo ci dobbiamo abituare a questa cosa, dunque la dobbiamo accettare, perché siamo in queste condizioni e non c'è altra alternativa. Speriamo bene che tutto ritorna normale come prima, perché la gente è pure depressa, perché è abituata praticamente alla libertà e il modo di vivere. Con queste condizioni siamo un po' depressi, va. Ma certo, sono contenta, sì. Per la sicurezza trovato... E per la sicurezza dobbiamo stare attenti. Cosa ha comprato, signora? Qualcosa? Ho comprato 2 lenzuoline. Stiamo riprendendo, piano piano iniziamo a lavorare. Da quanto tempo che non eravate qui ad Agrigento? Da 3 mesi. Come la prima giornata, come un bilancio si può fare? Piano piano, la gente ha ancora un po' di paura e quindi si inizia piano piano con prudenza. Gli spazi sono stati divisi, visto che c'è i vigili all'ingresso, prendono la misura, la temperatura, insomma anche di questo che ne pensi? Sì, tutti i vari controlli vengono adoperati bene. Insomma, un po' di persone oggi sono arrivate al mercato. Come inizio non c'è male, speriamo che continui così, tutto va bene. Da quanto tempo che non veniva qui al mercato? E dall'inizio, quando è iniziata la pandemia, all'inizio dei primi di marzo. Ancora non va bene, non funziona bene. Come mai? Non lo so. Forse il primo giorno. Il primo giorno, per questo. Ma Lei speriamo. Cos'è che tratta? I sacchetti del folletto. Male, speriamo che, ma forse perché le persone hanno paura ancora a mettersi in giro. Aspettiamo qualche altra settimana per vedere se le persone magari sono più rilassate, perché hanno pure paura a provare. Ma forse perché non lo sapevano o perché hanno un po' di reticenza ancora a uscire? Sì, Quale dei due motivi secondo lei? A uscire, secondo me, ancora è un po' presto, quindi staremo a vedere. Mi auguro che qualche altro mercato, già che c'è stato il mercato, qualche cosa si è fatto, ma qua stamattina c'è stato pochissimo, anche se devo dire che le persone c'erano. Com'è andata? Primo giorno di... Discretamente bene, siamo contenti che già le cose si muovono e siamo di nuovo attivi. Alcuni suoi colleghi sono scontenti.
Vabbè, ma quello può succedere sia in questa situazione che in altre situazioni, quindi già al di là del lavoro sono contento di incontrare i clienti, di incontrare gli amici, i colleghi, e già questo per me mi rende felice. Poi il lavoro è una cosa a sé, a parte, che purtroppo ci dobbiamo adeguare e accontentare. Li aspettavamo perché hanno tutto quello che uno desidera, qua dentro lo trova. È mancato il mercato? Moltissimo, tra l'altro io abito qui proprio di fronte e mi è mancato, era triste vedere questa piazza vuota. Oggi siamo contenti, una via a Cattarinenti e già ho speso 100 euro solo per la contentenza di essere qua. Dai, forza, ricominceremo con prudenza, però ce la faremo.